Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, la prima delle due puntate settimanali dedicate alle elezioni regionali. Come di consueto noi abbiamo i candidati sia da Presidente sia come consiglieri e quindi potete anche voi da casa farvi un'idea di quello che accadrà fra una settimana, anzi più di una settimana, dove si andrà a votare per il Presidente della Regione, per il referendum e anche per le amministrative in certi comuni del Veneto, in molti comuni del Veneto e nel capoluogo di Venezia. Questa sera presento già gli ospiti, abbiamo Paolo Girotto, candidato Presidente della Regione Veneto per M3V, grazie di essere con noi. Saluto Corrado Poli, candidato consigliere per Veneto per le autonomie per Simonetta Rubinato, grazie di essere con noi. Giuseppe Panca, candidato consigliere per la Lega Veneta per Luca Zaia, grazie. Grazie anche a Mirko Patron, candidato consigliere per Forza Italia, sempre per Luca Zaia. Grazie a Enrico Rinoncini, candidato consigliere il Veneto che vogliamo per Arturo Lorenzoni. Buonasera. E anche a Giuseppe Palomba, candidato consigliere per la solidarietà, ambiente e lavoro, per il candidato presidente Paolo Benvenu. Grazie a tutti di essere qui. Il regolamento prevede 1 minuto e mezzo a risposta a ogni domanda che io vi farò. Cercherò di rimanere, se proprio sforate per terminare il concetto, vi darò il tempo per poterlo fare in tutta tranquillità. C'è un gong ai 30 secondi e un gong terminale che concluderà la chiacchierata con voi. Allora, questo primo giro inizio proprio con Paolo Girotto, che è candidato come Presidente della Regione. Allora, Girotto, qui adesso abbiamo fatto molte di questi tipi di trasmissione. C'è questa campagna per quanto riguarda la Regione Veneto, che già si danno quasi per scontati i risultati, perché si dice che Zaia dovrebbe vincere da 70. Infatti adesso mi sto alzando e esco. Finisco la domanda, poi lei può rispondere tutto quello che vuole. Viene dato da 70 nelle previsioni ovviamente dei sondaggi 70-80%. Allora mi domando, uno si candida per quale motivo, sapendo già che più o meno, non deve uscire ovviamente, ma siamo qui per ragionare, io le faccio la domanda, per quale motivo uno va e si candida come Presidente della Regione quando sa già che è una battaglia di quelle difficili, mettiamola così, va bene? Non ci crederà, ma io lo faccio essenzialmente per un motivo ideale. Io ho vissuto malissimo questi mesi, non mi riconosco più in un paese tremebondo e pieno di paura, chiuso tra mascherine, gel, disinfettanti, allontanamento e distanziamento sociale, sospensione delle garanzie e dei diritti costituzionali, come per esempio la libertà di movimento e quant'altro, su un'emergenza i cui documenti che hanno portato il governo Conte a decretarla sono stati secretati, poi per un ricorso sono stati pubblicati solo 5 su 40, capisci che ci sono delle cose che a me non quadrano. Io sono cresciuto in un ambiente diverso in cui era possibile un dialogo e c'era la possibilità di cambiare delle idee e che non si arrivava a atteggiamenti di chiusura totali, senza possibilità, senza se, senza ma, che peraltro hanno portato a una condizione economica sull'orlo veramente del baratro. Già la situazione era grave prima, adesso e nei prossimi mesi sarà ancora peggio, proprio in conseguenza di scelte secondo me sbagliate e assolutamente eccessive in materia sanitaria. La spinta verso la dittatura sanitaria, perché di fatto questo si tratta, con l'obbligo di tutta una serie di comportamenti chiusi in casa e tutto quello che c'è stato dietro, ha portato al collasso economico quelle ditte e quelle persone che già erano in condizioni gravi. Io mi sarei aspettato una reazione un po' più ferma da parte della Regione. No, cioè non può terminare il concetto, ha preso paura del gong, no? Perché No. mi dicono che è troppo alto e troppo basso. No, tranquillo, ho finito quello che dovevo dire. Però, cerco di sdrammatizzare. Corrado Poli, allora lei è candidato come consigliere per la Rubinato, ovviamente anche il centro-sinistra un po' si è sfaldato, chi Lorenzoni, chi la Rubinato, anche se vi presentate con sigle diverse. Però di fronte c'è questa perversa, questo Luca Zaia in maniera davvero importante, definiamolo così, sempre nei sondaggi ovviamente possono essere mentiti. E quindi cosa farete? E perché?
chiariamo due cose. Noi non ci presentiamo, non siamo del centrosinistra, una parte del centrosinistra sfaldato. Beh, la Rubinato è sempre stata, insomma, di sinistra, è uscita del dal PD, partito, mettiamola così, no? È uscita dal Partito Democratico ormai da 3-4 anni, dal tempo del referendum, e quindi noi ci presentiamo come lista civica indipendente dal centro-sinistra, che per essere sfaldato lo è già di per sé nelle sue varie anime. Noi siamo una lista civica con l'obiettivo di promuovere l'autonomia essenzialmente. Perché ci siamo candidati? Beh, intanto lei parla di Luca Zaia, ma noi non andiamo a votare solamente il Presidente, noi andiamo a votare anche il Consiglio regionale, che è importante tanto quanto il Presidente. Purtroppo la legge regionale che è stata approvata, purtroppo senza una vera e propria opposizione, è una legge tale che favorisce molto le coalizioni e favorisce molto anche chi vince con dei premi di maggioranza che secondo me sono la negazione della rappresentanza più che della democrazia. Bene, per questo motivo noi ci siamo candidati a costituire una terza forza che indipendente e fuori dai partiti, che possa lottare, che possa veramente stimolare per l'autonomia. Ecco, una domanda la proseguo io, ma per esempio nel centro-destra si sono uniti la Lega, si è unita Forza Italia, si è unita Fratelli d'Italia. Voi per fronteggiare Luca Zaia non vi siete uniti, ognuno si è presentato con le proprie liste, magari questa è una dispersione di voti che magari tutti assieme avrebbe creato qualche preoccupazione in più al governatore. Ma noi non fronteggiamo Luca Zaia e nemmeno Lorenzoni, noi proponiamo la nostra lista e Rubinato come presidente, che non sarà eletta Rubinato come presidente, ma cercheremo di fare vari consiglieri, non siamo contro di nessuno. Perfetto. Giuseppe Pan, invece per quanto riguarda la Lega Veneta, il leader Salvini ha detto gli assessori della Regione Veneto non devono candidarsi con Luca Zaia ma devono venire con Salvini, perché non vorrei mai che la lista Luca Zaia prendesse moltissimi voti, noi della Lega prendiamo meno voti, sotto il 18%, sotto Fratelli d'Italia, insomma c'è un po' anche all'interno un po' di discussioni tra Salvini e Luca Zaia, no che non vanno d'accordo, però Salvini dice, insomma se Zaia lì è merito della Lega e quindi è giusto che, come vede questa storia qui? Beh, guardi, noi siamo tutti della Lega e sia coloro che sono nella lista Zaia e quelli che sono nella lista della Lega sono tutti militanti della Lega, quindi lo stesso Presidente ha la tessera della Lega, per cui non è che cambi naturalmente molto. Allora perché Salvini ha voluto fare questa precisazione? Beh, noi, e lo parlo personalmente, come assessore uscente all'agricoltura, dopo 5 anni di lavoro, che sono stato onorato in fianco al Presidente Zaia, è chiaro che noi siamo quelli che comunque hanno trainato la carretta e naturalmente noi siamo la Lega, dobbiamo comunque rispettare e portare i nostri voti e le nostre preferenze alla Lega, prima di tutto. Poi naturalmente la lista Zaia già dicono che avrà già di per sé una sua bella percentuale, ma io penso, siccome sono militante della Lega da più di 30 anni, che comunque essendo nato nella Lega noi continuiamo il nostro percorso e porteremo avanti comunque la parte politica che ci appartiene a tutti quanti. Naturalmente poi, giusto per dircele tutte, è chiaro che si sta alimentando che Zaia e Salvini, ma non è assolutamente vero, è una bufala, perché chiaramente il nostro segretario Salvini ha un aspetto nazionale e sta portando avanti la Lega in tutte le nostre regioni. E il Presidente Zaia chiaramente sta facendo la sua parte e mi sembra anche molto bene, visto anche i sondaggi e visto che usciamo da 5 anni di buon governo, non ultimo quello della sanità col Covid, di essere riconfermato qui alla guida del nostro Veneto. Mirko Patron, invece qui Forza Italia è un po' diverso dalla Lega. Forza Italia aveva dei numeri incredibili anni fa e oggi è in caduta libera, questo è un dato di fatto, i numeri dicono questo. Ecco, dalla caduta libera non si può altro che riprendere, però dipendete tutti voi da Berlusconi A e B, perché non avete messo un candidato vostro per quanto riguarda la presidenza della Regione Veneto e vi siete appoggiati a Zaia per essere sicuri di vincere? Beh,
Innanzitutto questo è stato un accordo fatto a livello nazionale, perché in tutte le regioni in cui si va a votare c'è l'accordo in cui il centrodestra è compatto, dunque mi sembrava ovvio anche in Veneto. È inutile andare naturalmente a distogliere quello che è un accordo nazionale, la prima cosa è questa. Dopo è logico che anche noi faremo la nostra parte, siamo qui per contribuire, per dare un supporto al Presidente Zaia, che naturalmente in questi anni, 10 anni di amministrazione, ha amministrato bene, dunque è inutile negare di andare a trovare un'altra persona, visto che c'è una persona che ha fatto il suo compito in maniera egregia, anzi più che egregia, tanto è vero che se è vero che saranno confermati questi sondaggi, la gente lo riconosce. Bisogna capire anche che la gestione che ha fatto del Covid, per carità, al di là di tante difficoltà anche a livello nazionale, però ha avuto anche il coraggio di prendere le scelte che sono state naturalmente importanti per il proseguo di questa pandemia che abbiamo avuto, perché tanto è vero che il Veneto è stato preso anche da campione con il discorso quando è stato scelto Von. Sì, però peccato, patrone, interrompo, che tutti danno i meriti, indubbiamente li ha avuti alla grande il presidente Luca Zaia, però dimentichiamo un attimino quello che sta succedendo a Verona, dove 5 ragazzi bambini sono morti, 9 rimangono un po' condizionati per tutta la vita, e lì nessuno parla. Allora dico, quando è giusto prendersi i meriti, credo sia giusto, doveroso. Però bisogna anche prendersi i problemi quando ci sono, perché ricordiamo solo un passaggio e non ricordiamo mai l'altro? Io guarda, sabato sono stato a Codogno, che è stato uno dei focolai più importanti che abbiamo avuto nel nord Italia. Sono stato con la nazionale dei sindaci per portare sostegno naturalmente alla ripartenza. Cioè, se dobbiamo confrontare i nostri dati con quelli delle altre regioni, cioè non c'è paragone, per carità. È logico che bisogna avere... Patrone, sto dicendo un'altra cosa io. Certo, ma non è che il Presidente si sia nascosto su sta roba qua. Naturalmente, cioè, in un percorso succedono anche queste cose, è giusto naturalmente che non che ho detto nemmeno che sia nascosto, Ho detto che, come è giusto... Ma per carità, però dobbiamo sempre rapportarci al dato nazionale, è quello che fa riferimento, e non è che Zaia è andato direttamente nei posti naturalmente per portare sostegno, dopo non è che fa i miracoli anche lui. No, ma però io intendevo un'altra cosa molto no, forse non ho capito un'altra vicenda. Mi sono spiegato male, ho detto, e poi mi fermo perché il tempo poi è il tempo di rispondere, ho detto che per quanto riguarda il Covid, il Presidente, non si dice governatore, chiedo scusa, il Presidente Luca Zaia ha avuto dei meriti indiscutibili, certo, indiscutibili, assieme ovviamente ai medici, agli infermieri, tutti, però lui ha firmato. A Verona sono morti 5 ragazzi, non per il Covid, per un'infezione di un rubinetto dell'acqua, di un rubinetto dell'acqua che aveva delle cose infette, e 9 bambini rimarranno deficienti, mi scusi la parola, per tutta la vita. E qui nessuno si prende la responsabilità. C'è un'indagine in corso. Adesso... No, però voglio dire, era una considerazione... Ma non è solo adesso che sono successe queste cose qua, sono successe anche tempo fa, anche anni dietro, dunque non è una cosa diversa da una patologia. Scusami, ma mica colpa del Presidente Zaia se un rubinetto infettato. Adesso faranno le verifiche, le indagini per cosa è successo. C'è un'indagine in corso e c'è tutta una serie di cose che non ho detto che è colpa, ho detto che la sanità dipende dal Presidente Luca Zaia, nel bene e nel male. Certo, c'è un'indagine in corso, ci saranno fatte, è stato tutto bloccato subito appena si è scoperta questa cosa. Lungi da me accusare, io non voglio accusare, io prendo un dato di fatto di quello che è successo, i meriti del Covid e dei meriti di quello che è successo. È un'altra vicenda quella, è una vicenda di un rubinetto infettato da un citrobacter che è stato scoperto dopo, postumo, che quello era il problema. Le sembra che la cosa non sia grave, 5 bambini morti. È gravissimo, morti. No, è gravissimo, però non è che è colpa del Presidente Zaia se un rubinetto è infettato. Non ho detto che è colpa è colpa di un sistema di controllo che non c'è stato all'interno della sala non ho detto che è colpa di Luca Zaia, ho detto che i meriti della sanità nella Regione Veneto sono del Presidente della Regione Veneto, ma anche i demeriti. I demeriti sono di altri. No, ma non è... era una considerazione nel ragionamento che stava facendo Patrone, senza accusarci, ma che non mi permetterei mai. Rinoncini. Allora, mentre, anzi, apro la parentesi, facciamo ovviamente gli auguri di una pronta guarigione a Arturo Lorenzoni, come sembra stia succedendo, l'hanno già fatto tutti i colleghi che sono venuti ospiti nelle trasmissioni dopo il fatto accaduto ad Arturo Lorenzoni. E anche voi la stessa domanda vi candidate, sapendo che il Presidente, insomma, con che spirito, con che volontà, perché tutto questo, Rinoncini? Ma ci candidiamo con un grande entusiasmo perché c'è necessità proprio di prendere in mano e di rendere consapevoli anche i nostri concittadini
che spesso la cartolina, io la chiamo così colorata, della Regione Veneto che ci viene raccontata, spesso così colorata non è. E ne è testimonianza alcune vicende che girando per il territorio ti accorgi parlando con la gente, parlando con gli amministratori, parlando con i cittadini. E parlavamo un attimo fa insomma di vicende legate magari a territori e secondo me, faccio un esempio tra tutti a proposito di infetti o di preoccupazioni, le mamme per esempio della zona della bassa del Veneto colpite dai PFAS, io credo che qui per esempio ci sia una responsabilità politica importante, è un tema questo che secondo me non è stato affrontato in maniera adeguata, cito questo ma solo per entrare nel dibattito, no? E questo di un fiume altamente inquinato, di un tema di una Miteni che ha inquinato questo fiume, io credo che la responsabilità ci sia politica. E allora partiamo da questo, partiamo da questioni oggettive, parliamo del tema di Schiavonia, parliamo della chiusura degli ospedali della Bassa Padovana, parliamo delle liste d'attesa dove non vengono calcolati i tempi di galleggiamento. No, racconto solo che siamo lì per dire, non per dire che va tutto male, per dire che c'è tantissimo da fare per migliorare. Quindi l'ambizione è quella di andare lì, parlo per me, parlo per il Veneto che vogliamo, per raccontare un Veneto che vogliamo dare ai nostri figli migliore di quello che abbiamo oggi e c'è veramente tantissimo da fare. Giuseppe Palomba, perché questa candidatura con Paolo Benvenu? Cosa chiedete per fare cosa in Veneto? Questa candidatura, per rispondere come hanno risposto quelli che hanno parlato prima di me, è una candidatura fatta per poter dire che quello che succede non è inevitabile, che il modello presentato non è inevitabile, è un modello che ricordo aveva portato il Veneto da una parte prima della pandemia, che poi ha evidenziato alcune cose, aveva portato il Veneto a essere da una parte avere parametri macroeconomici simili a quello del centro Europa e dall'altra ad avere il 20% della popolazione al di sotto o in soglia di povertà relativa. Questo è determinato da un modello di sviluppo non più sostenibile che è peraltro quello che ci propongono per ripartire sia il centrodestra che il centrosinistra, quello delle grandi opere, della cementificazione, della privatizzazione della sanità, della privatizzazione della scuola, della privatizzazione dei trasporti. Bene, noi vogliamo dire che quel modello non funziona, non si tratta di vincere o di perdere, si tratta di spiegare che è possibile fare le cose in un altro modo. Per esempio si può ricominciare a investire sulla sanità pubblica, il Veneto è una delle regioni, non la più, ma una delle regioni che ha maggiormente privatizzato e che si è trovata ad affrontare il Covid con un terzo, per esempio, di posti in rianimazione rispetto alla Germania. La Germania forse l'ha presa un po' più sotto gamba, ha rischiato di più, qui bene o male il Presidente è stato ben consigliato, perché poi se andate a vedere quello che ha detto tutto e il contrario di tutto, ma ha avuto dei buoni consiglieri e ha avuto dei magnifici dipendenti pubblici, ha avuto dei magnifici dipendenti pubblici che hanno salvato. C'è una bravura che ne prende gli uomini giusti. Ah certo, ma certo, però se andate a vedere quello che ha detto c'è tutto e il contrario di tutto. Per esempio la sanità, sulla sanità bisogna investire e disinvestire sulla sanità privata. Il Veneto è uno di quelli che ha investito di più. Dopo affronteremo anche questa tematica. Corrado Poli, la prima tematica che affrontiamo è l'autonomia. Tutti, non so voi, credono, vogliono che la regione Veneto diventi una regione autonoma perché avrebbe dei benefici. Il Presidente Luca Zaia ha fatto un referendum dove tutti i veneti hanno deciso, oltre 2 milioni di persone che sono andati a votare, quindi un bel numero, hanno detto sì, noi vogliamo l'autonomia. Ecco, in questo campo voi di Veneto per le autonomie, visto che il nome è anche uguale, siete d'accordo nella programmazione e poi se arriverà questa benedetta autonomia oppure se molte parti politiche anche di chi governa, perché per esempio la Meloni non è molto d'accordo, addirittura una parte dell'Italia è d'accordo per le autonomie, Nord, Veneto, Lombardia, tutte le altre no, quindi non so nemmeno cosa succederà. Secondo voi? Dunque, il nostro obiettivo è quello di sollecitare e accelerare il processo verso l'autonomia, cosa che né la Lega, che era il partito autonomista, federalista e inizialmente addirittura secessionista, ha fatto. Recentemente Salvini aveva detto lasciatemi andare al governo e in 15 minuti faremo l'autonomia. È stato al governo, sono passati 3 anni dopo il referendum e è stato al governo 400 giorni e l'autonomia non è stata fatta, non è stato fatto niente. Quindi le parole Zaia da questo punto di vista è assolutamente latitante sia
nell'interno del suo partito, che ormai è diventato un partito nazionale, che non ha nessun interesse a fare l'autonomia e quindi non è legato. Lui stesso ha detto: io sono un soldato della Lega, obbedisco a Salvini, e dal punto di vista dell'autonomia non è attivo. Zaia è un bravo amministratore, ma non è un politico. Zaia, per fare la politica bisogna prendersi degli impegni, anche un coraggio, per esempio, di andare contro Salvini, che è il leader di un partito sovranista. Dalla parte del centro-sinistra è una concezione centralista da sempre. Boccia ha rifiutato di proporre, di propagandare, di promuovere l'autonomia. E cosa dobbiamo fare? Noi ci proponiamo per promuovere l'autonomia. Questo è il nostro obiettivo, dall'opposizione, dalla maggioranza, secondo, ma proponiamo l'autonomia. Giuseppe Pa, mi sembra che la battaglia di Luca Zaia per l'autonomia sia stata importante, ha vinto perché ha vinto, però poi non arriva. Perché non arriva secondo lei? Beh, adesso sentendo queste parole non mi pare che ci siano grandi proposte, se non quella che abbiamo fatto noi sull'autonomia, che è stata seria, di portare comunque i veneti a votare. Noi siamo stata l'unica regione... Noi siamo andati a votare. Allora, calma. Allora, noi siamo stata l'unica regione, e io ero in giunta col Presidente Zaia, abbiamo fermato noi la delibera e portare a votare i veneti a fare il referendum. I veneti sono stati a votare, siamo l'unica regione in cui il popolo si è espresso, in cui il 98% di chi è andato a votare ha detto di sì, 2.400.000 veneti, che non erano solo della Lega ma anche di tutti gli altri schieramenti, era trasversale, quindi il progetto è andato avanti, è stato portato avanti naturalmente i dialoghi a Roma e naturalmente il nostro ministro Stefani, che era il ministro delle regioni, ha portato avanti naturalmente gli accordi con i vari ministeri, perché noi abbiamo chiesto tutte le deleghe decentrate dello Stato venissero a Roma e da Roma al Veneto con le risorse proprie. Chiaramente noi quando eravamo al governo questi dialoghi sono andati avanti fino a un certo punto e si sono arenati nei ministeri che chiaramente erano governati dai ministri di 5 Stelle che naturalmente non volevano autonomia. È stato uno anche dei motivi per cui pui il segretario Salvini ha tolto la spina al governo, questo, e lo diciamo, è meglio che siamo chiari questo. Però Giuseppe Pa, dove dicono che le faccio una domanda, siccome questa battaglia di Zaia con il referendum è stata una battaglia vincente da parte dei veneti, se un domani va al governo il centrodestra, all'interno del governo c'è una parte, Meloni in primis, che non è molto d'accordo con l'autonomia. Beh, guarda, a me non risulta. Insomma, l'ha detto lei, insomma, lei non vorrebbe farlo, insomma, l'ha dichiarata tempo fa, se non ha cambiato idea recentemente, ha detto che per le autonomie è sul tavolo di discussione, bisogna parlarne. La domanda mia è: se fosse così, troverebbe prima i 5 Stelle e poi un altro intralcio, quindi sarebbe ancora più fatica averla? Guardi, per essere in coalizione con noi sia i Fratelli d'Italia sia Forza Italia hanno dovuto firmare un documento al Presidente in cui si impegnavano per portare avanti l'autonomia del Veneto, altrimenti avremo le nostre 3 liste e non le altre 2 in questo momento nella coalizione. Quindi i patti sono chiari, con gli alleati si va avanti come un treno sull'autonomia. Una volta finita questa partita, l'ha già dichiarato il Presidente, si andrà a cambiare insieme con la coalizione il governo centrale e la prima cosa che noi porteremo a casa sarà questa. Mentre il patron Forza Italia ha detto chiaramente che la vuole l'autonomia. Noi l'abbiamo messo nel simbolo, ma al di là di questo voglio ricordare che nel 2014 è stata presentata da Forza Italia in Regione Veneto il discorso dell'autonomia, dunque Forza Italia ci crede, tanto è vero che anche a livello nazionale... In effetti ho detto la Meloni io che c'era. Certo, noi siamo, ma io sono anche personalmente straconvinto su ma arriverà sì o no sta benedetta autonomia? Bisogna farlo perché oggi dobbiamo rispettare quella che è la volontà dei cittadini, non possiamo dimenticarci che nel 17 ottobre del 2017 abbiamo votato e il 98%, come diceva prima, ha detto che bisogna fare l'autonomia. Per carità, ci saranno delle cose da concordare, io non sono uno di quelli che fa proprio un muro contro muro, però deve arrivare, perché sennò è una presa in giro. Adesso dobbiamo parlarci chiaro. Ma so quanti referendum sono stati fatti che il popolo ha detto che bisogna fare così e poi non sono mai stati messi in pratica? È stata l'unica regione che ha fatto questo, l'unica regione, come diceva prima Giuseppe Pa, che ha fatto un referendum chiaro, puntuale e preciso. La gente, chi è andato a votare, il 98% ha detto che bisogna rispettare queste cose, perché se un governo, uno Stato non rispetta quello che è la volontà di una regione,
senza metterli in difficoltà a livello nazionale. Perché finora non l'ha rispettato? Cioè, questo l'ha detto prima, c'è stato qualcuno all'interno della maggioranza che ha bloccato questa roba. Io mi auguro, mi sembra che la Meloni abbia sottoscritto anche lei questo impegno. Lei ha fatto una presentazione per quanto riguarda il presidenzialismo, è quella che è una cosa diversa, però sull'autonomia ha firmato anche lei, perché se no non c'era d'accordo, questo mi risulta anche a me. Noi su questo siamo convintissimi. No, ma sono d'accordo, credo che voi siete d'accordo anche voi per l'autonomia? Veneto che vogliamo, Veneto per l'autonomia sicuramente, però veramente faccio un passo indietro, a prescindere da chi ha portato o non ha portato questa volontà di referendum. Io dico che nel frattempo sono accadute due cose. C'è stato il governo, la Lega, i 400 giorni che si diceva poco fa. Lo ribadisco, perché si fa così quando c'è in coalizione, quando sei in giunta, quando governi. Il giorno in cui il 5 Stelle ha portato il reddito di cittadinanza, nello stesso Consiglio dei Ministri la Lega, se avesse voluto, portava l'autonomia. Quindi se una cosa la vuoi, la ottieni, basta portarla nello stesso tavolo. Invece qualcuno ha portato a casa il risultato, qualcun altro no. Allora qui mi faccio tante domande se c'è veramente la volontà politica di farlo, oppure vogliamo avere questo desiderio perché così nel frattempo chiediamo consenso e in qualche modo accusiamo gli altri di non portare a casa questo risultato. Ecco, io su questo credo che sia necessario non prendere più in giro i cittadini. Dopo 1040 giorni mi sembra che sia trascorso veramente tanto tempo, adesso siamo qui, siamo tutti candidati, tutti stiamo dicendo la stessa cosa, sarebbe opportuno che chiunque abbia un partito di appartenenza lo dica poi ai propri deputati, ai propri senatori, che portino a casa questo risultato per il Veneto, per la nostra gente. In questo stesso periodo, lo ricordo sempre, siamo l'unica regione che ha perso anche un comune, cioè Sappada ha preso e è andata via dal Veneto, e questo è il fallimento di questa grande regione che in qualche modo sta cominciando a perdere pezzi. Uno di questi è un comune. Perdi un comune vuol dire che perdi un pezzo del tuo territorio ed è un fallimento. Su questo fallimento noi dobbiamo meditare, dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre forze invece perché le risorse in qualche modo rimangano in Veneto e possiamo essere alla pari dei nostri vicini di casa, che sono anche qui due regioni a statuto speciale. Perfetto. Pensiamo alla sofferenza del bellunese. Giuseppe Palomba, per l'autonomia, voi siete d'accordo? No. Credo di essere l'unico qui dentro che non lo è. Siamo contrari a un'autonomia che si configura come un semplice trasferimento di poteri, clientele, mazzette e affari da un centro a Roma a un centro a Venezia. La vede proprio nera lei? L'ho già vista, nel senso che il Veneto ha già dimostrato. Io vi ricordo che un ex presidente della regione è già stato condannato per questo e l'attuale presidente era il suo vicepresidente. Quindi noi siamo per l'autonomia dei comuni, siamo per l'autonomia, per carità, l'autonomia e la regionalizzazione e la distribuzione dei poteri è una cosa che sta nella Costituzione. Il problema è come si fa. La proposta che viene fatta è un semplice trasferimento di poteri assolutamente eccessivi e per fare i propri affari e non quelli del popolo, se vogliamo dirlo, perché questa è l'autonomia non delle regioni ricche contro le regioni povere, no, è proprio l'autonomia dei ricchi contro i poveri. Questa è un'autonomia che serve a trasferire un sistema di sfruttamento del territorio, ma anche di sfruttamento del lavoro, visto che aggiungiamo una cosa a quel che dicevo prima, i salari veneti sopra i più bassi. Ma lo vede sul lato positivo? In questa autonomia assolutamente no, riparliamo di proposte più serie. Questa io sono parte di quel poco meno del 50%, perché ha votato un po' più del 50%, un po' meno, poi il 98% di quelli che hanno votato hanno detto sì, ma era un po' più del 50%, io faccio da parte del po' meno del 50% che non è andato a votare perché pensava che non fosse una proposta seria da prendere in considerazione. Ma lei, mi scusi, è convinto, nel suo ragionamento dice potrebbero essere degli interessi, la metto così, anche mi sembra di capire, mi corregga se dico una parola magari forte, ruberia, se fanno queste cose qui. Io non l'ho usata. No, ecco, ma a Roma non c'è questa possibilità, le dico. Ma certo che c'è. Il problema è che cosa facciamo? Ma trasferiamo un modello identico anche dal punto di vista elettorale, della concentrazione dei poteri, della mancanza di rappresentanza, lo prendiamo, lì non funziona e lo mettiamo qui per non farlo funzionare neanche qui, però più in piccolo. Le chiedo da ignorante, non è che portandolo qui magari siamo più sicuri? Perché no, penso proprio di no. Perfetto, è stata la risposta che volevo tendere. Iniziamo il terzo giro con Giuseppe Pan. Giuseppe Pan, allora, il tema di questa domanda riguarda le infrastrutture.
In Veneto in questi 10 anni, negli ultimi anni, non è che sia stato fatto molto. Porto un esempio molto semplice. Noi abbiamo il terzo, lo porto sempre per iniziare questa domanda, abbiamo il terzo aeroporto d'Italia come importanza, non abbiamo un treno che arriva all'aeroporto, che è una follia. Ecco, le chiedo, a livello di infrastrutture, è stato fatto bene finora e cosa è stato fatto o cosa si farà nei programmi futuri se Zaia vincerà come sembra? Beh, guardi, a livello di infrastrutture viarie... Pardon, giustamente la regia mi diceva, perché mancava il girotto nella risposta alle autonomie. Torni indietro, pardon, le chiedo scusa. Io mi è saltato un passaggio, non so se l'ha fatto tocca per lei, errore tocca a lei sulle autonomie. Quel passaggio che mi sono dimenticato io, chiedo bene, grazie regia. Prima sono state delle cose che sono per me totalmente inaccettabili, il fatto che si dipinge l'amministrazione Zaia come un'amministrazione perfetta, corretta, e tutto, lei ha avallato questo, libero di credere come vuole. La gestione dell'emergenza che è stata fatta negli ultimi mesi... Non vorrei che passassi perché io avallo, io faccio... No, lei è super parte. Esatto, faccio delle domande. Certo, assolutamente sì. Dicevo semplicemente che la gestione che è stata fatta nell'ultimo periodo è stata semplicemente disastrosa. L'attuale posizione che sta avendo il Veneto nella gestione del Covid è altrettanto disastroso e porterà, perché ha seguito pedissequamente un governo che è uno sgoverno, non eletto da nessuno, che è il governo Conte, e porterà sicuramente a un peggioramento della condizione economica. Perché dico questo? Perché si sta puntando nel Veneto alla corsa al tampone e alla mascherina, due elementi, uno più insufficiente e inutile dell'altro per quanto riguarda l'eliminazione del virus. Sul tampone vorrei semplicemente ricordare... Parliamo di autonomia, no? Poi sto parlando di una cosa fondamentale, perché poi per spiegare come è andato bene il Veneto, se è alterata l'amministrazione totale, non ha senso che parliamo di autonomia, è scontato. No, ma la domanda è questa, se lei vuole bene, saltare... Io sono andato a votarla l'autonomia, quindi da quel punto di vista lì non ho problemi. Poi sono stato preso in giro come tanti altri veneti, perché c'è addirittura una televisione che mette 1050 giorni, fra poco saranno 10.200 giorni, perché tanto non si arriverà da nessuna parte. Era stato un modo sbagliato nell'impostazione di fondo. Certo, col senno del poi si può dire quello che si vuole. Quello che volevo dire era semplicemente che, guardate, Vo è stato portato come esempio di sanità eccezionale. È stata una lagerizzazione di un paese in cui il primo malato, il paziente zero, è negativo in autopsia. Perché non le diciamo? No, non è una cosa fondamentale. Da lì è stato preso tutta una serie di provvedimenti a cascata che ci hanno chiuso a chiave in casa per 4 mesi e questo non era positivo al Covid. Per me è di una gravità pazzesca una cosa del genere. Scusi se la interrompo Girotto, però questa trasmissione ha domande che riguardano diverse tematiche. Se torniamo sempre al solito discorso della mascherina, no, lei può predisporre del suo tempo come meglio vuole. Perfetto. Però la domanda era l'autonomia, anche certo. Le prossime che farò, quella di infrastrutture, se lei vuole rispondere sul Covid è ben libero, però le domande hanno una linea precisa per tutti, se lei vuole rispondere per un'altra tematica è liberissimo di farlo. Andiamo in pubblicità tra poco. Le chiedo scusa che ho saltato il turno, è stato un attimo di defiance mio. Andiamo in pubblicità tra poco.